nuova puntata di Eventi del Territorio, festeggiamenti di San Martino dal 3 al 12 novembre, Mosnigo di Moriago della Battaglia, con noi il carissimo nostro amico William. Ben ritrovato William, è un piacere averti qui, si parte da grande anche questo autunno con questa bellissima festa. Sì, ciao Luigi, grazie per essere tornato a trovarci. Niente, siamo ripartiti alla grande come l'anno scorso e vedo che la gente apprezza sempre questa festa, viene riconosciuto non solo dal paese ma anche dai paesi limitrofi. Quest'anno in più abbiamo fatto anche ulteriori menù che l'anno scorso non avevamo, abbiamo cercato di fare qualcosa anche per giovani come il torneo di gara a scopa e niente, andiamo avanti, come partenza siamo già molto soddisfatti. Ringrazio intanto per l'invito a questa serata da parte della vostra TV. La Proloco di Mosnigo da anni porta avanti questa tradizione e noi siamo orgogliosi di questa tradizione del patrono San Martino qui a Mosnigo. È una tradizione che si tramanda da decenni, ogni anno riescono sempre ad inserire qualche nuovo evento all'interno della sagra di questo patrono e noi ne siamo orgogliosi. A Mosnigo, come anche a Moriago, con la festa della patata, con la festa dei Mamai, San Pietro e Paolo qui a Mosnigo, abbiamo due proloco che sono sempre in fermento, che tanto si danno da fare e con passione tramandano anche alle generazioni più giovani queste loro tradizioni e noi ne siamo orgogliosi e le sopportiamo come amministrazione comunale. Questa sera avevamo la costata, domani, che è domenica, abbiamo il churrasco e abbiamo una sfilata di trattori qua, ci sono tutti gli agricoltori qua della zona che si ritrovano come ogni anno, fanno il suo pranzo di amicizia, diciamo, no? La prossima settimana, venerdì, che è il numero 10 del mese, abbiamo il baccalà come di tradizione. Sabato 11, giorno di San Martino, abbiamo 360 gradi da cucina, le tripe, il musette e le nostre solite specialità e andiamo a chiudere in bellezza domenica 12 con lo spiedo e i fuochi la sera. Siamo qui, siamo pronti attraverso le nostre associazioni, ne contiamo diverse, sia culturali, sia le Proloco, abbiamo i CIS qui a Mosnigo, abbiamo Moriago Racconta, le due Proloco e invitiamo veramente la gente a venire a visitare il nostro territorio, ad assaporare il buon cibo, il buon vino e a scoprire le nostre tradizioni. Per la rassegna di Moriago Racconta nel Festival della Cultura è iniziata a ottobre, siamo giunti alla 7ª edizione, è un calendario molto ricco che parte appunto da ottobre e si svolge fino a giugno del 2024, un calendario dove si vedono un susseguirsi di mostre, di presentazioni di libri, i temi possono essere la musica, appunto la scultura, la pittura, ci sono delle visite. Io invito veramente la nostra popolazione ma anche la gente da fuori a seguire, a consultare sia internet, abbiamo un volantino perché il calendario è ricco e incontra i gusti di tutti. E abbiamo un bel gruppo, sempre più numeroso, sempre più amici che lavorano dalla mattina alla sera per organizzare, per fare questa festa e vedo che si aggiungono sempre più amici e svolgono il suo servizio nei migliori modi e in allegria.
18 di novembre, se volete essere presenti. Abbiamo anche i 100 anni della costruzione del Cipo giù all'Isola dei Morti e celebreremo con il giusto, sottolineeremo questa data. Aspettiamo molti di più di questa sera, speriamo che sia anche una bella giornata perché abbiamo un fantastico Luna Park all'esterno qua della Polifunzionale e niente, venite a trovarci numerosi e vi divertirete con noi. William, noi ti ringraziamo ancora di questo invito e adesso andiamo a cercare se è avanzato qualche pezzo di costato perché i profumini arrivavano. Certo Luigi, vai tranquillo, vai a caccia e rimarrai contento e soddisfatto. Grazie mille William, grazie a te Luigi. Staff e buona serata. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, grazie.